L'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta sulla costruzione della cabinovia Pollonio-Socrepes a Cortina irrompe a Porta Pia negli uffici del Ministero dei Trasporti. Il quarto avviso di garanzia firmato dal procuratore capo di Belluno Massimo De Bortoli è per Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero e coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Matteo Salvini. Nelle scorse ore gli investigatori della Polizia di Stato hanno sequestrato computer e telefoni cellulari della dirigente, il cui nome si aggiunge a quelli dell'amministratore delegato di Simico Fabio Massimo Saldini, Valeria Cepu, responsabile unica di progetto di Simico, e Angelo Redaelli, legale rappresentante di Graffer SRL. Il filone dell'indagine riguarda le procedure di appalto dell'impianto che avrebbe dovuto essere pronto per i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina e non è mai entrato in funzione. Toscana di origine ma cresciuta a Verona, Elisabetta Pellegrini, laureata in ingegneria civile, è stata la prima e unica donna direttrice di area in Regione Veneto, dove nel 2017 approdò per seguire il progetto della Pedemontana ed è anche la prima donna chiamata a guidare la struttura tecnica di missione del Ministero dei Trasporti con il compito di programmare le risorse e la scelta delle opere strategiche e prioritarie su cui investire. Appresa la notizia dell'avviso di garanzia al suo braccio destro, il ministro Matteo Salvini ha affidato a una nota il suo commento in cui si legge che le Olimpiadi Milano-Cortina rappresentano un successo straordinario riconosciuto anche all'estero, frutto di anni di lavoro mio, scrive Salvini, e di un'intera squadra di cui ha fatto parte anche Elisabetta Pellegrini, che si è distinta per impegno e laboriosità. Sono certo, conclude il ministro, che le indagini confermeranno la piena legittimità di tutti gli atti.